In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto, al termine della consueta conferenza stampa del Presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin. I vaccini mancano e le prossime forniture non arriveranno prima di mercoledì, con 126.000 dosi di Pfizer, 14.000 di AstraZeneca e 14.650 di Johnson & Johnson, vaccino per il quale bisognerà attendere le indicazioni di AIFA. Zaia ribadisce che non si può procedere però a scartamento ridotto e chiede a Draghi di andare a recuperare i vaccini fuori contratto europeo. Entro il 21 giugno spera comunque di riuscire a vaccinare tutti gli over 60. Io spero che il governo, che il Presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono. O quantomeno abbiamo ragionevoli certezze di dire che comunque di offerenti ce ne sono sempre in giro. Qualcuno si prende la briga, chi lo può fare, si prende la briga di andare al vedo a capire se questi vendono chiacchiere o vendono vaccini. Quanto alle riaperture, Zaia si dichiara contrario al progetto di isola Covid-free. Il suo è un progetto per il Veneto Covid-free, dice. Garantita comunque la riapertura della stagione turistica, ovviamente con linee guida specifiche, un concetto che è stato sottolineato anche in un incontro con la stampa estera. Mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid-free. Isole Covid-free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto. Se qualcuno lo vuole fare in giro per l'Italia lo fa con i vaccini suoi, non ci devono essere forniture perché vuol dire che li sottraggono anche a me è Veneto, giusto? Terzo aspetto, e quindi non entrano nelle scelte individuali. Terzo aspetto, ricordo che c'è sempre un aspetto etico e di programmazione, che noi a livello nazionale abbiamo l'obbligo di vaccinare gli over 80 e poi a scendere. Quindi per fare progetti Covid-free vuol dire che si sceglie di andare a vaccinare 20enni, 17enni, 30enni. Quindi la nostra graduale apertura è rivolta a quella soprattutto nicchia che ancora è chiusa. Non dimentichiamoci questo passaggio, perché non stiamo pianificando linee guida per... Vi ricordate che l'anno scorso a maggio, aprile, pianificavamo come aprire le fabbriche, che il distanziamento d'area e le mascherine, queste robe qua non le abbiamo tutte superate, quindi sarà molto più veloce anche la procedura.